Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty, tutte le domeniche a partire dalle 19:30, siamo anche in diretta sul sito di Sestarete, www.sestarete.org, dove potete seguire in streaming questa trasmissione che parla solo di calcio dilettantistico, la domenica in diretta alle 19:30, poi siamo in replica anche alle 23 ed il lunedì mattina a partire dalle 8:30. I nostri ospiti sono rimasti perché con loro parleremo anche di promozione e parleremo anche di due importanti tornei che si svolgeranno e poi soprattutto anche una partita di beneficenza, sottolineiamola, questa che si svolgerà giorno 12, domani praticamente. Però devo salutare subito il giovane interista che ci è venuto a trovare, scherzo naturalmente, ci mancherebbe, Ciccio Lametta, che lo ritroviamo dopo una settimana di assenza, forse stavi preparando qualche cosa su Zanetti, perché tu sei un fan di Zanetti, vuoi dire la tua? Dilla, avanti. Dai, io sono un fan dei giocatori delle bandiere, sì, e quindi è vero. penso che non esiste un appassionato di calcio che non sia fan di Zanetti, Questo è a anche parte vero, forse Ettore Tortorici. No, non è vero, sfatiamo questa cosa perché io ritengo Zanetti un grande giocatore, okay. Non all'altezza di Baresi. E comunque grazie per il giovane. Perfetto, non all'altezza di Baresi, qua insomma mister mi può confermare, tra Baresi e Zanetti qualche differenza c'è. E poi Baresi è italiano e ha vinto anche di più di Zanetti tra l'altro, senza nulla togliere al palmarès importante di Zanetti. Benissimo. Allora con Ciccio Lametta parleremo del campionato di promozione, parleremo anche del Paternò, già mister Marletta ci ha anticipato la bella notizia, nel senso che comunque il Paternò è riuscito a vincere la sua partita playoff e quindi raggiungere il Giarre in eccellenza. Abbiamo una schermata e la commentiamo naturalmente insieme a Ciccio Lametta, i 4 gironi del campionato di promozione con i 2 playoff importanti che si sono svolti. Ciccio. Sì, avevamo oggi le 2 finalissime che hanno consacrato con 2 match diversi vittoriose le squadre di Paternò, appunto Comprensorio Normanno e il Dattilo. Dico 2 match diversi perché mentre il Paternò ha vinto bene 3-1, una partita a quanto abbiamo potuto raccogliere quasi mai in discussione contro il Mussomeli, è stato un match vibrante e teso fino alla fine, fino ai calci di rigore, quello tra il Dattilo e lo Sporting Taormina, con il Dattilo che è riuscito poi a vincere 4-2. È chiaro che il Paternò ha vinto bene queste 2 partite che lo attendevano, credo che queste 2 vittorie tolgano ogni dubbio su questa squadra che durante la regular season era stata, il suo piazzamento era stato un po' contestato dai rivali, quindi credo che queste vittorie siano la pietra tombale su qualunque discussione. Onore da parte mia al Paternò, il campo ha parlato chiaro, 2 vittorie nette sia contro la Leonzio sia oggi contro il Mussomeli. Dall'altra parte quello che mi sorprende in definitiva è questa debacle del Taormina che negli ultimi 20 giorni insomma, ha mandato all'aria una stagione che era stata letteralmente. Assolutamente sì, chiaramente il Dattilo era una squadra di tutto rispetto che sapevamo avrebbe detto la sua in questa partita. Infatti. Allora, sentiamo un po' i nostri ospiti, si è chiuso quindi questo campionato di promozione, il Paternò ce l'ha fatta, era un girone impegnativo perché c'era la Leonzio super attrezzata anche lei per il salto di categoria, poi alla fine la squadra di Pannitteri è riuscita a trovare il bandolo della matassa e a staccare questo biglietto per il campionato di eccellenza. Meritatamente sicuramente, anche perché bisogna fare i complimenti alla vulcanica presidentessa Stefania Amato. Tra l'altro dovremmo avere, spero, in collegamento telefonico, irraggiungibile. Glieli potrà fare in diretta forse i complimenti. Ecco, non è facile, gestire una piazza come Paternò, anche se proprio dico l'aggettivo vulcanico gli calza a pennello. Sì, è vero. Complimenti a Ciccio Panetteri che ho avuto il piacere di avere come allenatore quando ero direttore della Chiesa Sant'Antonio, perché dall'alto dei suoi trascorsi calcistici è uno che sa il fatto suo e gestire una piazza come Paternò non è facile. Tra le altre cose in una partita importante che vedeva assenti Bracciolano e Polessi, per cui insomma anche perché il Mussomere era attrezzato. Adesso ci si augura che il Paternò non faccia la fine degli anni precedenti, purtroppo, ora sta che si riesca a fare una buona programmazione per cercare di fare un Paternò buon sempre insomma regala queste delusioni. Paternò parte, arriva e poi ci ripensa, riparte un'altra volta, insomma, non si riesce a capire. Non dimentichiamo che dalla Serie D è ripartita dalla promozione per vincere il torneo e riaccedere e riandare in eccellenza. Bene, allora abbiamo al telefono a questo punto la presidentessa del Paternò, l'avvocato. Pronto, mi sente?
Buonasera avvocato, complimenti. Grazie. È stata una lunga e difficile cavalcata, però poi alla fine oggi a Mussomeli avete festeggiato alla grande questa promozione in eccellenza. Forse adesso vedremo altre cose a Paternò, o sbaglio? Assolutamente sì, vedremo una società che crescerà anche dal punto di vista societario e che darà sicuramente un piano di costruzione a questa squadra. Quindi è un punto di partenza questo, per crescere di nuovo, ricominciare, visti diciamo così tra il scorso anno e per cancellare tutto quello che è stato fatto anche contro di me, devo dire, lo scorso anno. Addirittura. Quindi onestamente è un riscatto mio personale, perché questa squadra non ci credeva nessuno voleva venire a mettersi questa maglia. A dicembre abbiamo fatto gli impatti, ci abbiamo creduto, ci abbiamo messo carattere, impegno da tutti i punti di vista e cuore. E credo che ci sia stata, dicevo Presidente, credo che ci sia stata anche la sua passione personale nel progetto, il suo coinvolgimento proprio personale a questa risalita del Paternò. Sicuramente c'è anche, sono stata spesse volte il 12° uomo in campo, no? Quindi una passione per il calcio che è mia, ovviamente, se no non potevo avvicinarmi a questo sport. E comunque credere nella squadra, sempre e comunque. Certo. Presidente, io ho qui il mister Renato Marletta, Presidente dell'Associazione Allenatori Siciliani. Lo saluto, è una persona che non conosco benissimo, ci conosciamo così, però vorrei conoscerlo meglio, è una persona sicuramente di grande spessore. È vero. Poc'anzi però parlavamo del fatto che il Paternò un po' ci ha abituato negli ultimi anni a questa salita, questa discesa, questa salita, questa discesa. Adesso Però speriamo che ci sia una stabilità. L'anno scorso con tanti sacrifici e tante cose, comunque ho chiuso il campionato e comunque l'ho chiuso a un punto del playoff. Questo sicuramente. Sono tutto e tutti. Quest'anno l'ho vinto per ricominciare da sola. Bene. E mi sono legata ad un gruppo di persone che mi stanno sostenendo da tutti i punti di vista. Quindi sono un processo a lungo termine, che non è L'abbiamo persa. in questo caso mi stanno andando in questo progetto e quindi insomma daremo notizie a breve alla stampa e speriamo di costruire. Questo è il primo mattone. Ci piace questa sua... Saluto Renato Marletta con affetto e questo diciamo è quello che voglio dire. Ci piace questa sua energia e di buon auspicio anche per la stagione prossima. Stagione prossima che sicuramente avrete già incominciato così. A programmare, assolutamente sì, già abbiamo una programmazione e quindi faremo una conferenza stampa a breve dove presenteremo anche il nuovo staff societario.